Ciao Fiotu-san, prima di tutto mi scuso perché oggi il mio fisichino non è un granché, però vabbè, tanto si deve stare a casa e insomma mi vesto un po' così e mi metto gli occhiali e vabbè, adesso ho deciso di non mettermi a posto per fare il video, tanto è una cagata. Vabbè, oggi è il 47esimo giorno di chiusura in casa e sono un po' arrabbiata. Vi spiego perché. Praticamente qua domenica lasciavano uscire i bambini da domenica e le regole erano molto precise, cioè un bambino, un genitore, 1 chilometro. È successo quello che era prevedibile. Praticamente ognuno ha fatto quel cazzo che gli pare. Infatti c'era un mio amico che era in giro per lavoro che mi ha detto che ha visto un sacco di gente in giro che non doveva esserci, ma i parchi affollati con gruppi di bambini, genitori, poi gente che non ha dei figli, che non doveva essere in giro, cioè una cosa micidiale. Quindi adesso quello che hanno fatto è non cambiare le regole, cioè non fare un passo indietro, però mettere la polizia in giro. Non so se faranno anche una marcia indietro perché pare che ci sono stati alcuni casi di bambini infetti e via dicendo. Non lo so, non so cosa succederà. Comunque questo è il punto della situazione adesso in Spagna. E queste scene dei bambini che sono usciti con i genitori e così, c'è stato un sacco di gente in giro, si sono ripetute in tutta la Spagna, quindi non è una cosa di un posto solo. Poi io ho sentito, cioè mi hanno detto che ieri Conte era a Milano. Allora, quello che, cioè, mh, ovviamente doveva andare a Milano, doveva riunirsi con i responsabili della regione e della città, ovviamente. Però non posso capire che essendo la prima regione dove ci sono stati casi di coronavirus, che Conte abbia aspettato così tanto tempo ad andare in Lombardia. Anzi, cioè, non capisco neanche perché quando dalla Lombardia chiedevano di fare, di mettere certe regole, di fare certe misure, Conte diceva di no. Cioè, adesso cavolo ci vai a fare? Cioè, non ha senso. Almeno dal mio punto di vista non ci trovo il senso. Vabbè, comunque, dopo questa parentesi, farò quello che volevo fare in questo video. Allora, praticamente volevo recitare il- lo scioglilingua più famoso della lingua milanese, che è una discussione tra due calzolai ed è un scioglilingua molto famoso e veramente io da anni che lo conosco, ma a volte me la cavo e a volte no. E ho visto che anche ci sono un paio di varianti, però vabbè. Ci provo, poi speriamo che ce la faccia. Ok, vado. Tic te tac ti tac, takumi tac, mi takasi takati, che te tac ti tac, tac sentito tac, tic te tac ti tac. Vabbè, più o meno ce l'ho fatta. Ho fatto una piccola pausa sbagliata, però vabbè. Almeno non sono inciampata con la lingua. Niente. Spero che vi sia piaciuto e spero che ci sentiremo presto. Sto facendo dei video molto lentamente perché, vabbè, tanto io ho cominciato da poco e anche perché a volte non ho idee, quindi ci devo pensare, devo prepararmi un po' e devo organizzare, vabbè.
E anche perché ho cose da fare, ovviamente, non è che... Cioè, sto a casa, ma io comunque continuo a studiare, continuo a fare delle cose, continuo a pulire, continuo... Non è che si ferma del tutto, quindi un po' di pazienza, va. Basta, vedo. Ciao.